manche, 25 minuti, 18 protagonisti all'interno della Twingo Cup Series con Deretic davanti a Pegazzano e Alberto Milanese. Queste le prime 3 posizioni, poi Angelini a chiudere la seconda fila, Centamore, Vuolo, Jancic, Blazeschi che scatta in ottava casella, Martin Varga in nona posizione, Michele Suzzi a completare la top 10. Ancora Mihailo Milenkovic, protagonista nella prima parte di gara nelle posizioni al vertice, partendo proprio dalla prima fila, se non erro in gara 1, poi protagonista a suo modo in maniera sfortunata di un'escursione e una sbavatura che lo ha portato in fondo al gruppo. Scatta 11° per questa gara 2 Anton News, Massimo Ingegni, Pierluigi Daghia e infine Luca Tagliaferri, Francesco Fasolino, Bojan Seme e Martin Kraner vanno a completare lo schieramento di partenza di 18 protagonisti della Twingo Cup Series al primo appuntamento di questa stagione. 22 gradi e 32 sull'asfalto, queste le temperature che vedono anche un vento che è aumentato nel corso della giornata, quindi qualche difficoltà aggiuntiva lo vediamo anche da queste immagini con le bandierine sul rettilineo di partenza da fermo anche per la Twingo Cup Series, come accade per le altre serie delle monomarca Renault. Si è posizionato leggermente avanti Vuk Deretic tra i protagonisti con la vettura numero 8 della compagine di Lema Racing, che schiera Jancic, Deretic e Milenkovic assieme anche a Martin Varga. Siamo pronti allora con la partenza, tra poco si accenderanno i semafori e allo spegnimento degli ultimi 25 minuti di questo fine settimana della Twingo Cup Series. Prima di lasciare spazio alla Coppa Clio Italia, bandiera verde che viene sventolata in fondo allo schieramento, subito l'avvio da parte di Vuk Deretic che riesce ad avere la meglio nei confronti di Giacomo Pegazzano e provare a difendere almeno fino alla staccata della San Donato questa leadership conquistata dopo le qualifiche. Adesso il gruppo che si apre a ventaglio verso la prima frenata in discesa alla San Donato sulla destra del teleschermo, proprio all'esterno, infatti è proprio il numero 95 che riesce a girare in terza posizione in uscita dalla San Donato. Non ci sta però Blazeschi che prova in qualche modo a rimettersi in zona podio, sono ancora appaiati due, attenzione contatto in uscita dalla Luco Poggiosecco, qui c'è il contatto con dei danni anche alla parte anteriore della vettura di Marco Blazeschi e subito fuori gioco il vincitore di gara 1, contatto tra due dei principali protagonisti della prima manche, anche Centamore coinvolto e forse tra i due quello che ha avuto la peggio, rimasto fermo proprio in ghiaia fuori dalla Luco Poggiosecco. Blazeschi che invece viene sfilato da tutto il resto del gruppo, Camillo Centamore che viene segnalato in fondo adesso, eccolo qui con le immagini aeree e la vettura rimasta in ghiaia e questo contatto che adesso necessita l'ingresso dei mezzi di sicurezza e quindi abbiamo la prima safety car di questa gara per la Twingo Cup Series. Attenzione qui alla manovra da parte di Martin Kraner che è stato proprio in fondo l'ultimo a vedere la segnalazione e l'ingresso della safety car. Dunque Vuk Deretic che rimane davanti a Giacomo Pegazzano e Alberto Milanese. Queste le prime 3 posizioni, con subito Deretic che va a cercare di scaldare le gomme dopo la partenza, ne approfitta anche di questa neutralizzazione per curare al meglio gli pneumatici. Invece qui c'è un Centamore che non è sicuramente contento di questo primo giro di gara. Primo giro subito con il botto, seguito del contatto nel primo settore tra due dei protagonisti di gara 1 e questo apre sicuramente le chance a tanti piloti in griglia, in quanto comunque abbiamo e parliamo di una griglia molto compatta. Nella prima sessione di qualifiche la top 5 era chiusa di fatto in mezzo secondo, poco più, segno di una categoria apertissima, e poi chiaramente anche i giochi di scia, nonostante una vettura poco potente in termini di velocità di punta, riescono comunque a sentirsi in maniera evidente su un rettilineo prolungato come quello del Mugello. Adesso Deretic che continua ancora con questo zigzag davanti a tutti, mentre continua anche Blazeschi, nonostante i danni alla parte anteriore, si trova in 13ª posizione, non rientra ai box, e il gruppo che raggiunge la safety car
notato ovviamente dalla direzione gara il contatto tra la vettura 211 e la 95, abbiamo visto chiaramente in diretta. Qui invece Mamo Volo, protagonista con la pole lo scorso anno, e poi una rimonta forsennata in gara 1 che lo ha portato vicino anche a Blazeschi, poi ha perso il controllo proprio nel finale in percorrenza della Casanova Savelli, e lì ha perso di fatto l'ultima chance a disposizione per giocarsi la vittoria. Poi ha concluso invece gara 1 in terza piazza alle spalle di Nikola Jancic, anche lui, anche il pilota serbo, tra coloro che non hanno compiuto e portato a termine una gara completamente senza sbavature, perché ha commesso un errore durante la parte centrale della prima manche. Questo l'ha fatto perdere, ha fatto scivolare un po' indietro in classifica, ma ha dimostrato un gran ritmo e alla fine è riuscito a riagguantare anche il podio che va dunque nelle mani di Blazeschi e poi di Lema Racing con Jancic e infine anche Mamo Volo. Tanti piloti che arrivano da competizioni internazionali, oltre chiaramente a quello che potrebbe essere il percorso per i tanti giovani piloti che compongono la griglia della Twingo Cup Series nella successiva e naturale, se vogliamo, progressione che c'è con la Clio Cup Italia e ovviamente tutte le altre serie anche a livello internazionale della monomarca Renault. Tanti piloti che hanno corso e hanno debuttato proprio dai kart all'interno della Twingo Cup Series, poi invece hanno trovato spazio anche con le monoposto, con le ruote scoperte, in particolare nell'Est Europa con la Formula 4 dell'Europa centrale, un altro campionato comunque a stretto contatto con la Twingo Cup Series. Qui rivediamo invece la partenza, perché da qui di fatto cominciano le schermaglie tra Marco Blazeschi e poi Alessio e Camillo Centamore. Nel mezzo abbiamo detto Alberto Milanese, che ha cercato di difendere la posizione sul podio, ha finito leggermente lungo e ha costretto poi questo ha costretto a rallentare, ma in realtà è stato fortunato ad evitare poi il contatto che c'è stato in uscita da curva numero 3 con le due vetture che si sono agganciate e Blazeschi che ha perso la parte anteriore del paraurti. Invece Centamore il primo ritirato che annotiamo in questa giornata. Si riparte, bandiera verde che viene sventolata, la safety car lascia spazio all'azione in pista e sono subito vicinissimi Pegazzano, Milanese e Mihailo Milenkovic addirittura in seconda posizione. Anzi no, qui abbiamo Deretic, in realtà c'è bisogno di un aggiornamento in questo momento del monitor dei tempi, stessa livrea chiaramente tra Deretic e Milenkovic, con comunque il pilota con la vettura numero 10 che sembra nelle posizioni di testa. Eccolo qui, si è sbarazzato del gruppetto che lo porta in quarta posizione e quindi dall'11ª piazza riesce subito a rientrare vicino alla zona podio, segno di un grande ritmo da parte del pilota serbo, il terzetto di piloti serbi, assieme poi a Kraner che difende invece i colori della Slovenia per quanto riguarda l'EMA Racing. Qui attenzione a Jancic che si fa vedere all'interno, solamente ottavo in questo frangente di gara. Nikola Jancic sta cercando di farsi spazio in una partenza comunque caotica di questa gara 2. È importante non perdere la coda del gruppo chiaramente, mentre qui insomma sta dimostrando che nonostante i danni Blazeschi, queste macchine sono davvero robuste. E invece troviamo fermo in ghiaia una delle vetture con Martin Kraner, proprio poco fa citato, uno degli alfieri portacolori di Lema Racing, pilota sloveno. Attenzione a Blazeschi che sta provando a recuperare in classifica, deve anche evitare di esagerare perché un ulteriore contatto potrebbe anche peggiorare la situazione della propria macchina. Intanto attenzione perché c'è fermo, o meglio procede lentamente Alberto Milanese a seguito di un contatto, viene chiamata nuovamente in causa la safety car e quindi è durata poco questa fase di gara, ma soprattutto
sfortunata per Alberto Milanese, che è scivolato in fondo alla classifica in 15ª posizione, per lo specifico solo davanti a Francesco Fasolino e Martin Kraner, pardon, con la bandiera gialla che viene sventolata, e quindi la Maserati safety car che tornerà tra poco in pista con Giacomo Pegazzano, che ha preso il comando delle operazioni davanti a Vuk Deretic e Mihailo Milenkovic. Eccolo qui inquadrato proprio il pilota sulla vettura numero 10. Qui segnalata invece una penalizzazione per Blazeschi. Sì, esatto, una bandiera nera col disco arancio. Mi stavo concentrando sul cartello che in realtà andava a segnalare la safety car. Più in alto ovviamente c'era la cosiddetta meatball, che costringe di fatto Blazeschi a fermarsi ai box nei prossimi passaggi, e quindi questo complica notevolmente la gara del pilota che ha trionfato in gara 1 e si è portato ovviamente anche in testa alla classifica generale. Nuova interruzione, dunque nuovo regime di safety car a 15 minuti e 20 dallo scadere, dopo quasi i primi 10 minuti di gara. È stato poco tempo in realtà per vedere le vetture procedere in bandiera verde, e qui effettivamente sono davvero pesanti i danni per Blazeschi, che comunque continua imperterrito a cercare di guadagnare terreno, ma dovrà forzatamente rientrare ai box come da indicazione della direzione gara. Fanno poco testo anche i tempi in pista. Qui invece questo è il punto proprio in cui è rimasta ferma la vettura di Kraner, se non erro, dovrebbe essere quella la livrea di Martin Kraner, con la vettura numero 14 in uscita dalla Savelli. È il punto dove abbiamo visto il maggior numero di errori. Qui incredibile, perché manca davvero poco al contatto tra il paraurti e la anteriore sinistra di Marco Blazeschi. Abbastanza pericoloso anche questo momento, insomma, per il pilota macedone. Recuperata invece proprio la vettura di Kraner, sta per essere recuperato dal traino della gru, e quindi si procede ancora con la safety car. Questo permette anche a Alberto Milanese, che era finito in testa coda poco prima dell'ingresso della vettura di sicurezza, di riagganciare perlomeno Francesco Fasolino e lanciarsi in una rimonta disperata per la seconda metà di gara. Se non vado errato, questo dovrebbe essere il secondo intervento ormai della safety car, ma in gara 1 in realtà non c'è stata un'interruzione, quindi una gara che in maniera differente dal 2025 è andata via senza particolari problemi. Invece qui già al secondo intervento della vettura di sicurezza. Passaggio sul traguardo, stiamo per concludere anche la prima metà di gara, che dei 25 minuti ormai ne mancano 12,55 sul cronometro. Continuiamo ancora con le luci accese per la vettura di sicurezza, che quindi compirà perlomeno un altro giro, in attesa che la vettura di Kraner venga messa in sicurezza. Invece Blazeschi, che ancora deve fermarsi ai box. Dietro Milanese ha ancora un piccolo gap prima di riaccodarsi al gruppo, e sta spingendo per cercare di rientrare alle spalle di Francesco Fasolino. Davanti momentaneamente il podio recita Giacomo Pegazzano, Vuk Deretic e Mihailo Milenkovic, con Mauro Angelini e Mamo Volo che invece vanno a concludere la top 5. È riuscito intanto a ripartire Martin Kraner, doppiato chiaramente adesso dal resto del gruppo, ma è stato rimesso in pista per cercare di riprendere questa gara. E invece
Si stacca un po' il gruppo dalla safety car, non siamo però ancora all'ultimo settore, quindi non abbiamo una comunicazione se questo effettivamente è l'ultimo giro in regime di safety car. Siamo già entrati nella seconda metà di gara, sembra aver rallentato Pegazzano in questa fase. Sì, ho visto le luci spente da parte della Maserati, arriva anche la conferma e dunque siamo pronti a ripartire per, speriamo, di vivere questi ultimi 11 minuti con tanta battaglia in pista. Il gruppo è ancora compattissimo, sta arrivando anche Alberto Milanese dietro a Francesco Fasolino per un gruppo di ben 16 vetture ravvicinate e dove tutto può succedere. Passaggio alla Biondetti 1 e 2, safety car ormai lontana, e qui abbiamo Giacomo Pegazzano che è chiamato al compito di gestire una delicata ripartenza al Mugello, perché in uscita dalla Bucine c'è un allungo di oltre 1 chilometro e si fa sentire chiaramente con queste Twingo di terza generazione, una vettura che ha cambiato anche un po' forma rispetto al passato, la nuova Twingo presentata poi da Renault, che entra a far parte di quelle che sono le competizioni del costruttore transalpino. Sventolata la bandiera verde, quindi si riparte a poco più di 10 minuti dal termine con Giacomo Pegazzano a dettare il ritmo. Attenzione però dietro alle vetture che provano subito a tentare l'attacco, infatti sono praticamente appaiati sia Deretic che poi dalla traiettoria più esterna Mihailo Milenkovic. Tira la staccata Pegazzano, ma dall'esterno c'è il contatto, attenzione con la vettura di Milenkovic che è rimasta lì davanti, dietro ancora nelle sportellate che portano fuori pista in uscita dalla San Donato alcune vetture. Si prosegue invece con le posizioni davanti che sono cambiate, perché Pegazzano non è riuscito a difendersi dalla coppia dei piloti di Lema Racing e quindi è un duo composto da Vuk Deretic e Mihailo Milenkovic che provano addirittura a scappar via in questa fase, vicinissimi comunque i due compagni di squadra. C'è davanti Milenkovic addirittura che ha preso la prima posizione sfruttando forse anche una piccola sbavatura di Vuk Deretic. Dietro anche Nicola Jancic è ritornato nelle posizioni al vertice, si trova in quarta piazza appena a ridosso del podio alle spalle di Giacomo Pegazzano, che è il primo dei piloti italiani presenti in griglia per questa gara 2. Qui vediamo dei pezzi che sono fermi, sono rimasti in pista. Non siamo però alla San Donato, dove ci sono stati già qualche contatto. Coraggiosi qui Marshall nel loro intervento. Siamo alla Materassi Borgo San Lorenzo, direi all'ingresso di curva 4, perché ulteriore contatto, e direi un contatto che ha tolto anche la parte anteriore completamente dal fondo della vettura per Marco Blazeschi. Questo può aiutare indubbiamente il pilota macedone a liberarsi di un possibile guaio, con Blazeschi che infatti è ritornato nelle prime 10 posizioni, ottava piazza per il macedone alle spalle di Martin Varga, che sta cercando di attaccare invece la vettura di Mauro Angelini. Un piccolo buco che si è creato con Mamo Vuolo che va all'attacco di Nicola Jancic dall'esterno qui della Bucine, va a chiudere la linea. Grande attacco da parte del pilota numero 77 e quindi va a prendere la posizione. Continuano invece a trainarsi i due piloti di Lema Racing davanti a tutti. Milenkovic che chiuderà questo giro molto probabilmente con il giro veloce. Vediamo adesso la conferma. Con gli ultimi 7 minuti e mezzo si avvicina però sul traguardo Vuk Deretic, giro veloce che arriva sì per Milenkovic in 2.40 e 760, guadagna 4 decimi in questo giro su Deretic, ma non sono abbastanza, perché arriva la risposta in fondo al rettilineo alla San Donato. Vuk Deretic si riprende la leadership e il primato di questa corsa. Sono praticamente in 5 però adesso, in meno di 2 secondi a chiudere il gruppetto c'è Nicola Jancic appena sopravanzato da Mamo Vuolo nel corso dell'ultimo passaggio. Sportellata ancora in uscita dalla San Donato con Blazeschi che sta cercando di rimontare, ancora però in ottava posizione dietro a Martin Varga. Si aprono, sono appaiate le due vetture con anche un contatto, non se le manda a dire qui Deretic nei confronti del proprio
compagno di squadra, invece vicinissimo Jancic in questo primo settore su Mamo Vuolo, che prova in questo momento anche ad avvicinarsi a Giacomo Pegazzano, forse il più tranquillo di questi 5 piloti in testa, nonostante già qualche segno di battaglia sulla propria vettura. Arrivano nella zona dell'arrabbiata, 6 minuti e 10 dal termine, allo scadere dei 25 minuti di gara. Li ritroviamo in salita all'arrabbiata 2 con Deretic e Milenkovic che sono praticamente affiancati. Seguiamo anche la gara di Pierluigi Daghia, con Bojan Seme poco più avanti, infatti la vettura numero 73, che è stata una delle prime vetture a uscire fuori dai giochi in gara 1. Intanto sotto investigazione ancora Blazeschi, probabilmente per non aver rispettato quella che era l'indicazione della direzione gara. Vedremo se poi arriveranno ulteriori indicazioni. Intanto bellissimo questo raffronto dalla visuale aerea con Jancic che allunga la linea, questa volta è lui a attaccare all'esterno Vuolo, mentre davanti c'è Milenkovic che vede la figura di Vuk Dervic, che è davvero vicina negli specchietti della Twingo numero 10 del pilota serbo nei confronti del connazionale. E invece Blazeschi che effettivamente ha perso sì la parte anteriore, ma ha ancora una parte completamente penzolante dalla parte di sinistra, e questo potrebbe creare ulteriori problemi per il macedone, che in realtà ha guadagnato una posizione su Martin Varga e sta provando anche ad avvicinarsi nei confronti di Mauro Angelini. Anzi, due sono appaiati sul retino principale dove transitano anche i piloti in testa. Questa volta il giro veloce va a Mamo Volo, autore già del giro più rapido la scorsa manche, replicato subito da Blazeschi. Invece si aprono a ventaglio in 5 verso la San Donato, addirittura alla meglio proprio Mamo Volo, che è ancora appaiato con Vuk Deretic, rischia di perdere addirittura 4-5 posizioni. Mihailo Milenkovic vola via un pezzo da una delle due vetture. Abbiamo proprio Milenkovic in battaglia con Giacomo Pegazzano e poi Nicola Jancic a chiudere le prime 5 posizioni, ed è arrivato anche Marco Blazeschi. Peraltro safety car, il restart della safety car viene messo sotto investigazione, e quindi anche un'ulteriore lente di ingrandimento per quanto riguarda questa gara 2, che sta arrivando alla parte finale di gara con gli ultimi 3 minuti e 40, una gara che è stata interrotta 2 volte dalla vettura di sicurezza, e questo chiaramente ha ricompattato anche il gruppo. Ieri non c'è stato l'arrivo in volata per la vittoria, in questo momento però il gruppo è compattissimo nelle prime posizioni, addirittura qui all'interno dell'arrabbiata 2 Deretic che si riprende ciò che aveva perso all'inizio del giro e quasi porta fuori la vettura di Vuolo, che è costretto a rallentare e a lasciare spazio al compagno di squadra e connazionale di Vuk Deretic. Ritorna dunque l'1-2 in casa Lema Racing. Poi Blazeschi addirittura salito in quarta piazza e vede davanti a sé il podio, ma la sua condotta di gara verrà poi messa in esame dal collegio dei commissari dopo la corsa, quindi rimane il punto interrogativo sulla gara di Marco Blazeschi, gara comunque positiva del vincitore di ieri, perché sta dando spettacolo con la propria rimonta. Affronta qui le Biondetti 1-2, non sembra patire per nessun problema. I problemi che sono di fatto solo sulla carrozzeria non danno un'effettiva perdita poi con questa tipologia di vetture. Attaccato però Blazeschi adesso all'esterno della bucine, va a difendere la traiettoria più interna. Sono vicinissimi invece Milenkovic e Deretic. Prende la scia Mamo Volo, sceglie la vettura di Mihailo Milenkovic e arriviamo direi all'ultimo giro di gara, perché siamo a poco più di 2 minuti con la percorrenza del giro che arriva intorno ai 2 minuti e 40. Il giro veloce che appartiene ancora a Marco Blazeschi, sono in 3 verso la San Donato, viene completamente risucchiato Vuk Deretic. Questo è effettivamente l'effetto scia, quanto sia importante, con addirittura Milanese che in fondo al gruppo va a registrare il giro più veloce. Ancora però in 15ª piazza, bloccaggio qui alla San Donato per Marco Blazeschi, che ha subito il sorpasso da parte
di Nikola Jancic. Invece fase di difficoltà questa per Giacomo Pegazzano, che ha perso il traino per il podio. Sono in 3 effettivamente per giocarsi la vittoria. Attenzione però a non darsi troppo fastidio, soprattutto nel tratto centrale del circuito, e ci prova addirittura qui Deretic dall'esterno alla meglio su volo, arriva quasi il contatto anche per Milenkovic, che cerca di prendere la scia del proprio compagno di squadra. Arriva lungo invece Jancic, attenzione perché potrebbe essere una replica poi di gara 1, riesce per sua fortuna a tornare in pista senza problemi, e anzi lo fa guadagnando terreno nei confronti dei primi 3, un po' in sottosterzo qui la vettura di volo, che perde una manciata di metri nei confronti del duo di Lema Racing. Affrontano per l'ultima volta in questa gara e in questo weekend le 2 curve dell'Arrabbiata. Arriva vicinissimo Milenkovic a provare a prendersi la posizione, danni riportati anche da Luca Tagliaferri. Non c'è un attimo di respiro in questa gara 2 della Twingo Cup Series, nonostante le 2 safety car, piloti che si sono dati battaglia davvero alla grande per questo finale di gara, e ci attende un arrivo in volata con Deretic, che in questo momento si sta difendendo su Milenkovic, sul proprio compagno di squadra. Attaccati invece Volo Jancic con Blazeschi a cercare di approfittarne in questo finale. Arriva il bloccaggio al correntaio, se non ho visto male, per Mamo Volo, ma un bloccaggio che non lo ferma dalla possibilità di attaccare Mihailo Milenkovic, e può respirare, ma solo per poche curve, Vuk Deretic, perché sono praticamente incollate tutte le prime vetture. Con attenzione qui la manovra difensiva da parte di Deretic su Milenkovic, a portare quasi sull'erba il connazionale, e sono all'ingresso della Bucine per l'ultima volta con l'uscita dalla curva 15. Vuk Deretic dalla pole position cerca di ottenere il successo, prende la scia Mihailo Milenkovic, ma non è abbastanza vicino, è pronto a festeggiare la vittoria di gara 2. Non è finita però, perché manca ancora un po' di metri alla fine. Bandiera a scacchi per Milenkovic con la vettura numero 10, che ha vinto davanti a Vuk Deretic, e quindi è cambiato l'ordine di arrivo proprio all'ultima curva alla Bucine, con il successo e il riscatto da parte di Mihailo Milenkovic davanti al connazionale. Doppietta serba, doppietta per Lema Racing. Sale sul podio nuovamente in terza piazza Mamo Volo, che alla fine riesce ad avere la meglio nei confronti di Marco Blazeschi, sotto investigazione però la sua gara, e dunque Mauro Angelini in quinta piazza è il migliore dei piloti, Volo, il migliore dei piloti italiani, mentre Angelini davanti a Pegazzano. Alla fine una gara complicata per il pilota con la vettura numero 5, che si trovava anche in zona podio nella prima parte di questa seconda manche. Poi Nikola Jancic dalla seconda posizione di gara 1 in settima piazza, Martin Varga invece in ottava posizione. Pensate, sono in 2 secondi e 491 millesimi le prime 8 posizioni. Il primo dei piloti più distanziati è stato Anton Jus, con Pierluigi Daglia che va a completare la top 10. Ha provato una rimonta nel finale Alberto Milanese, che porta a casa la consolazione, la magra consolazione del giro veloce. Ha pagato però un testacoda nella prima metà di questa gara, e alla fine chiude 14esimo. Si conclude così dunque questa gara 2 davvero spettacolare della Twingo Cup Series, con il successo di Mihailo Milenkovic, che torna proprio in zona parco chiuso. Qui invece abbiamo la vettura di Tagliaferri, che ha riportato dei danni alla parte anteriore. 2 ritiri, quelli di Martin Kraner e Camillo Centamore. Peccato davvero per Centamore, perché è stato uno dei protagonisti di gara 1 che abbiamo subito perso dal primo giro di gara nel contatto con Marco Blazeschi. Eccolo qui proprio Blazeschi, che dovrà adesso andare a discutere con gli steward per capire quale sarà l'esito della gara. Intanto va a monitorare anzitutto quelle che sono le condizioni della vettura in vista del prossimo appuntamento in programma sul circuito di Magione il 2 e 3 di maggio per la Twingo Cup Series. Questo dunque il finale per quanto riguarda il weekend della Twingo Cup Series, con i piloti che hanno raggiunto il parco chiuso. Milenkovic, Deretic e Wall saliranno sul podio a festeggiare qui sul tracciato del
Mugello. Invece appunto l'appuntamento sarà poi per Magione per il prossimo appuntamento. Siamo quasi in chiusura per quanto riguarda questo collegamento con la Twingo Cup Series dal Mugello. A breve avremo invece la Coppa Clio Italia, che andrà a chiudere il programma di questo fine settimana, il primo della stagione 2026. Già pronte in pit lane le Clio Cup 5 per andare a regalare spettacolo nell'ultima gara di questa domenica. Rivediamo però le azioni salienti della Twingo Cup Series, dei 25 minuti che hanno chiuso anche il programma del monomarca della più piccola di casa Renault di questo fine settimana, con la partenza subito caotica e in particolare il contatto che è avvenuto poi in uscita dalla Luco Poggiosecco con Blazeschi, che ha perso anche il paraurti anteriore, il ritiro invece per Camillo Centamore. Blazeschi che poi ha continuato nonostante anche la segnalazione della direzione gara con la bandiera nera col disco arancio, pezzo che si è staccato, ma questo non gli ha evitato comunque di rimontare fino alla zona podio. Qui invece Alberto Milanese, che ha provato a farsi vedere ancora in lotta per le posizioni al vertice, e poco prima dell'ultima safety car il testacoda proprio per il pilota numero 21. Questo è il motivo anche dell'ultima safety car di giornata per la Twingo Cup Series, con il ritiro di Martin Kraner finito fuori pista dalla zona della Casanova Savelli. L'ultima ripartenza da qui in poi, una gara con il fiato sospeso per giocarsi la vittoria e le posizioni sul podio. In particolare alla fine Mihailo Milenkovic, rimontando di fatto dall'11ª casella in griglia di partenza, è riuscito ad avere la meglio anche sul compagno di squadra. I due sono arrivati vicini al contatto e anzi spesso è arrivata la toccata tra la fiancata e l'altra delle due vetture di Lema Racing. Qui invece contatto tra Milenkovic e Giacomo Pegazzano, che poi ha avuto la peggio in queste battaglie nel finale. L'ultima curva è stata decisiva per il successo di Mihailo Milenkovic davanti al compagno di squadra Vuk Deretic, e poi il podio conquistato, secondo podio di fila per Mamovolo, che comunque porta a casa punti importanti, pesanti per il proprio campionato. Con queste immagini noi ci prendiamo una piccola pausa, rimanete collegati perché l'azione dal Mugello continua con la Coppa Clio Italia.
Ultima gara di giornata con la Coppa Clio Italia, che ha aperto il programma invece del sabato nella giornata di ieri con l'inizio dei campionati di PNK Motorsport. Una delle novità di questo 2026 per il monomarca dedicato alla versione più aggiornata del mondo Clio, e siamo dunque in griglia di partenza per l'ultima volta in questa giornata. Vado a dare la linea ad Eleonora per ascoltare le parole dei protagonisti. Sì, ultima gara della giornata e ultima gara di questo weekend. Andiamo subito a sentire il primo pilota schierato, ovvero Alex Lancellotti con la vettura numero 13. Alex, come ti senti? Abbastanza bene, speriamo di replicare il risultato di ieri. Bene, che sensazioni provi? Un po' di stanchezza perché abbiamo aspettato un bel po' tra la qualifica e la gara, però dai, siamo super concentrati e speriamo bene, come ho detto prima. Grazie, ci spostiamo subito dal secondo sullo schieramento, ovvero il pilota Umberto Ciato con il numero 4. Come ti senti? Come ti sei preparato per questa gara? Questa gara è tutto nuovo per me, seconda gara della mia vita, prima volta in prima fila, direi che possa essere soddisfatto, ma adesso siamo qua e vediamo cosa viene fuori. Un'emozione che provi in questo momento? Emozione? Felicità, sono felice di essere qua. Grazie mille e da qui è tutto e vi do la linea. Grazie Eleonora, dunque queste le parole dei principali protagonisti che scattano di fatto dalla prima fila tutta d'appannaggio di Rangoni Corse per quanto riguarda questa seconda manche. Rangoni che team Rangoni che appunto aveva conquistato la vittoria in origine per quanto riguarda gara 1, vittoria che poi è andata invece nelle mani di Cristian Ricciarini a seguito di una penalizzazione per Alex Lancellotti, che è quindi scivolato in terza piazza. Troviamo poi l'Ema Racing con Mladenovic che occupa invece la seconda posizione. Qui gli ultimi preparativi con la concentrazione in macchina per i piloti. Prima fila, come detto, per Rangoni Corse con anche giovanissimo Umberto Ciato in macchina al fianco proprio di Alex Lancellotti, che proverà a questo punto a riprendersi quanto poi gli è stato tolto dopo gara 1. Eccolo qui il vincitore della prima manche, Cristian Ricciarini, con la vettura di Faro Racing, la numero 7, il team gestito da Fabrizio Tablò, con pagine di riferimento a livello nazionale e internazionale, con partecipazioni anche a livello endurance nel TCR European Endurance, quindi una preparazione di questa vettura per un pilota che si è ben comportato durante la prima manche di questa novità nel mondo PNK Motorsport. Ultima gara di giornata con una temperatura che si aggira intorno ai 29 gradi per l'asfalto, sta scendendo come era prevedibile nel finale di giornata con la successione insomma delle varie gare che hanno portato anche a un scenario davvero magnifico e quasi romantico, con il sole che sta continuando a scendere e a creare forse anche qualche elemento di fastidio per quanto riguarda i piloti, e continua ad esserci tanto vento in pista per quello che è in questo momento la situazione al Mugello. E qui invece la vettura numero 103 di Stefan Stoikov, anche in questo caso, come abbiamo appena apprezzato nella gara della Twingo Cup Series, tante presenze dal punto di vista internazionale, perché qui entra in gioco una delle novità del 2026 con l'inserimento del calendario della Coppa Clio Italia in quelli che sono i contesti dei vari campionati nazionali del monomarca Clio, e ci sarà l'aggiunta della Clio Cup Espagna invece nel round di Vallelunga, e quindi questo binomio, questa partnership che si è creata e che andrà a crearsi nel corso del 2026, con poi il passaggio invece oltre i confini nazionali per la Coppa Clio Italia sul circuito di Navarra,
quindi diciamo una sorta di restituzione del favore per il penultimo round della stagione, perché poi la stagione invece si chiuderà a Misano con l'ultima tappa in programma. Un campionato che ci aspettiamo davvero serratissimo, perché tanti piloti arrivano anche da livello europeo, come proprio Alex Lancellotti, quindi la competizione che si alza e alza il livello in maniera esorbitante. Tra poco ci sarà la partenza con l'ultimo giro di formazione, partenza da fermo anche per la Coppa Clio Italia, con la griglia che infatti sta lasciando spazio ai protagonisti in griglia di partenza. 15 piloti per quanto riguarda lo start di questo fine settimana dal Mugello, dopo la prima manche che si è corsa nella giornata di ieri. Adesso ulteriori 25 minuti da percorrere anche per questa gara 2, davvero ultimi attimi, ultimi momenti per cercare anche la concentrazione. Abbiamo detto, tra i team di riferimento troviamo sicuramente Rangoni Corse, il team che è stato fondato dall'esperienza raccolta in pista dalla famiglia dei fratelli Rangoni, piloti che hanno rappresentato il tricolore italiano anche a livello mondiale nel mondo turismo, e altri team come appunto la qui inquadrata vettura di Lema Racing, team sloveno che è impegnato davvero su vari fronti con i propri programmi anche nello sviluppo di giovani piloti. Lema che continua a portare il motorsport e i colori sloveni nel mondo dei motori anche a livello internazionale, sul palcoscenico internazionale. Poi abbiamo team che hanno fatto risultati, hanno scritto appunto risultati importanti nella RS Cup, che è di fatto una categoria gemella, se vogliamo, della Coppa Clio Italia, perché segue un po' lo stesso format. C'è sicuramente qualche differenza, una di queste l'abbiamo vista in sovraimpressione scorrere sullo schermo per le gomme, che qui sono da regolamento pneumatici Michelin, fornitore del campionato, a differenza invece delle gomme Hankook montate sulle Clio della passata generazione nella RS Cup. Differenza anche nel sistema di punteggio, perché a differenza del sistema FIA, di punteggio FIA utilizzato nell'RS Cup, qui passiamo e si utilizza il sistema di punteggio della Clio Cup Europe, quindi con un punteggio quasi raddoppiato di fatto, anzi effettivamente il doppio per il vincitore, ma punti che vanno praticamente tutta la griglia in questo momento, tutti i piloti che riusciranno a prendere la bandiera a scacchi al termine di questa gara 2 che tra poco prenderà il via. Prima però il giro di formazione per cercare di portare subito in temperatura le gomme, e poi attenzione anche allo stacco frizione, perché è uno dei momenti cruciali in una gara del genere. Entreremo poi in un'ottica anche di gestione per quanto riguarda le gomme, soprattutto l'asse anteriore. Qui invece inquadrato la vettura numero 9 di Alfredo Falluomi di Seven Hills Motorsport, tra i team proprio che abbiamo imparato a conoscere nel mondo della RS Cup, team che ha trionfato quest'oggi, è tornato al successo con Andrea Bonifazzi. Seven Hills che in questo momento chiude la classifica con Daniele Pasquali e Alfredo Falluomi. Andiamo a vedere allora in completo quella che è la griglia di partenza, con Lancellotti e Ciato, Rangoni Corse in prima fila, Mihailo Mladenovic per Lema Racing e Cristian Ricciarini, vincitore di gara 1. In seconda fila Francesco Pagano e Falco per Pagano Corse e MC Motortecnica. In terza fila, quinta e sesta casella, settima e ottava posizione per Stefan Stoikov e Sandro Cutini. A rappresentare ancora Rangoni Corse e S Corse, Mia Primozic per Lema Racing e Pietro Negra per Rangoni Corse, Rolando Bordacchini per sempre la compagine dei fratelli Rangoni, Andrea Fumi che arriva direttamente dal mondo della Youngtimer Touring Cup in questo 2026, impegnato con MC Motortecnica, compagno di squadra di Federico Zanotti all'interno del plotone della squadra italiana. E infine Daniele Pasquali e Alfredo Falluomi, che appunto abbiamo citato poc'anzi, per Seven Hills Motorsport, vanno a chiudere lo schieramento dei 15 piloti protagonisti nella Coppa Clio Italia, Clio Cup Italy che dir si voglia, per quanto riguarda
questo primo round al Mugello. Biondetti 1, Biondetti 2, prima di trovarsi di fronte alla Bucine, l'ultima frenata a curva 15 dei 5.245 metri del circuito del Mugello, teatro perfetto per aprire la stagione 2026, ultimi frangenti, ultimi momenti per cercare ancora di portare un po' in temperatura le gomme con questa ultima fase di zigzag prima di ritornare sul rettilineo principale, il punto cruciale di sorpasso in fondo al rettilineo con la staccata della San Donato. E attenzione, già dal momento della partenza attimi di tensione per Rangoni Corse, con Umberto Ciato per la prima volta in carriera in prima fila, poi Mladenovic e Ricciarini che proveranno invece a cercare di dar fastidio al duo di Rangoni Corse dalla seconda fila dello schieramento di partenza. Attenzione quindi tra poco allo spegnimento dei semafori, l'ultima partenza di questo weekend dal Mugello, un weekend ricco di protagonisti, oltre 200 iscritti, numeri altissimi per quanto riguarda tutta la programmazione e l'organizzazione di PNK curata appunto da PNK Motorsport. Ci siamo ormai però con la partenza, perché le vetture in testa allo schieramento sono già schierate, stiamo attendendo solamente Alfredo Falluomi che andrà a chiudere lo schieramento di partenza, e quindi tra poco il via per quanto riguarda la Coppa Clio Italia gara 2, campionato che ha aperto e chiuso adesso il programma del Mugello, tanto attesa per i piloti, anche un po' snervante dalle qualifiche di questa mattina che hanno delineato questo schieramento di partenza. Parte così gara 2, subito uno spunto eccezionale da parte di Lancellotti che ha la meglio su Umberto Ciato, e infatti prende il largo rispetto al resto della griglia. Si aprono invece a ventaglio le vetture verso la San Donato, sono in 3 per giocarsi la seconda posizione, si accoda invece proprio Ciato, c'è anche un piccolo contatto con una delle vetture lì al centrogruppo per evitare intanto contatti con sicuramente questa prima parte di gara sempre cruciale, stare fuori dai guai per poi fare e imprimere il proprio ritmo. Partono così quindi 25 minuti di gara con Lancellotti che ha mantenuto il comando delle operazioni, non è distante però Mladenovic che invece si trova in seconda piazza davanti a Cristian Ricciarini, erano praticamente appaiati alla San Donato. Alla fine Mladenovic è passato davanti al vincitore di gara 1, Alfiere di Faro Racing. Ha perso tanto terreno Umberto Ciato, dalla prima fila è sceso addirittura in quinta piazza alle spalle del compagno di squadra Stefan Stoichkov, tra i piloti internazionali di questo weekend. Stoichkov che ha corso sugli schermi di PNK Motorsport anche nel 2025, la tappa di Misano, l'unica volta in cui nella passata stagione sono state presenti anche queste Clio di quinta gen con tanti piloti che arrivano direttamente dalla Clio Cup Europe, una delle serie più spettacolari e agguerrite sul palcoscenico internazionale. Attenzione, c'è un testacoda in uscita da Scarperia Palagio, uno dei piloti protagonisti dovrebbe essere Bordacchini, segnalato attardato in questo momento. La livrea è proprio quella di Rangoni Corse, sono tante le vetture schierate dalla formazione italiana, aspettiamo adesso una conferma anche sul monitor dei tempi. Sono invece vicinissimi Lancellotti, Mladenovic e Ricciarini, ma è una lotta che viene adesso interrotta dall'inserimento della safety car, eccola qui confermata anche con queste immagini dalla torre sul rettilineo principale di Marshall che vanno ad esporre la bandiera gialla con il cartello e la vettura di sicurezza già pronta fuori dai box, dalla pit lane, per arrivare in zona curva 1. Confermo proprio la vettura di Rolando Bordacchini di Rangoni Corse, che è rimasto fermo in ghiaia. Mugello è una pista che non perdona poche vie di fuga in asfalto, e questo viene accentuato spesso dal primo giro, dove le vetture sono molto vicine, il gruppo è ancora compatto. Partenza invece più cauta
per Seven Hills Motorsport, con Daniele Pasquali e Alfredo Faluomi che chiudono ancora il gruppo. Alle spalle del duo di MC Motortecnica c'è anche Falco poco più avanti in settima posizione, proprio per MC Motortecnica. Qui invece si segue dai box l'azione, in questo momento interrotta dalla safety car, dalla presenza della safety car, e quindi i piloti che ne approfittano per andare a scaldare le gomme e mantenere comunque la temperatura degli pneumatici, considerando che appunto la temperatura continuerà a scendere nel corso di questi 21 minuti che mancano prima della bandiera a scacchi. Quindi fase di attesa anche per noi prima di rivivere l'azione in pista sul circuito del Mugello. Peraltro era un po' tardato Faluomi dopo la partenza, si sta riaccodando adesso alle spalle del proprio compagno di squadra. Invece qui Umberto Ciato, pescato dalle immagini, che è alle spalle di Francesco Pagano in sesta posizione. Ha perso un'altra piazza dopo i primi metri, in cui non è riuscito a trovare lo stesso spunto di Alex Lancellotti dalla prima fila. Una differenza anche di esperienza tra i due piloti, c'è tempo per crescere e questo è il palcoscenico ideale. Campionato comunque combattuto, ma con la possibilità e il supporto dei team con tanta esperienza di acquisire sempre più chilometri, macinare chilometri e affacciarsi poi anche a un contesto internazionale nel corso della propria carriera. Safety car che continuerà per almeno un altro giro, perché le luci sono ancora accese e quindi siamo ancora in attesa di rivivere la ripartenza con Lancellotti, Mladenovic e Ricciarini. In questo momento sarebbe il podio virtuale di gara 2, tre team diversi nelle prime tre posizioni, in maniera, se non erro, analogo proprio a gara 1, se confermo, con Faro Racing, Lema e Rangoni che hanno occupato le prime tre piazze anche della prima manche. Completato un altro giro di gara, ma tempi che ancora non fanno contesto con l'ingresso della vettura di sicurezza. Proprio Faluomi ad aver registrato il giro più rapido, ma appunto sta cercando di riprendere la coda del gruppo alle spalle di Daniele Pasquali. Attendiamo, perché potrebbe essere questo il momento ideale per ripartire, in attesa che venga recuperata la vettura di Bordacchini. Perdiamo dunque uno degli esponenti di Rangoni Corse per questa gara 2. Tra l'altro una prima manche che ha portato l'unico ritiro di Andrea Fumi circa poco prima di metà gara, quindi 14 piloti al traguardo per la prima manche, con Bordacchini che invece è fuori da questa gara 2, che ha concluso al 10° posto la gara di ieri pomeriggio. Qui siamo nella zona delle arrabbiate, con l'arrabbiata 1 e l'arrabbiata 2, quindi di fatto il tratto centrale della pista, quello più tecnico del circuito del Mugello, che invece si attende sul muretto per raccogliere i dati da questa gara 2. Eccola qui la vettura di Bordacchini, che viene dunque messa in sicurezza, e c'è anche la conferma da parte della direzione gara che la safety car tornerà ai box al termine di questo giro. Quindi abbiamo pochi istanti prima di ripartire con Alex Lancellotti, che dovrà gestire questa ripartenza, come detto, anche durante la gara della Twinco Cup Series. Una delle piste più complicate per gestire la ripartenza della safety car, con questo lungo rettilineo
che espone ai possibili attacchi dei piloti che seguono, e quindi bisogna cercare proprio il momento ideale per provare a creare un piccolo gap. Infatti attende Lancellotti, sfrutta anche l'esperienza che ha acquisito, attende proprio l'ultimo istante prima di andare sul gas, lo fa in questo momento e si riparte allora con la bandiera verde che viene sventolata a 16 minuti e 23 dal termine. Alex Lancellotti davanti a Mladenovic e Ricciarini, subito ci prova però il pilota di Lema Racing che scarta per un momento all'interno e prova a trarre in inganno anche il pilota di Rangoni Corse, che torna però in traiettoria e quindi si rimane a posizioni invariate. Nonostante ciò Mladenovic si fa vedere anche all'ingresso della Luco Poggiosecco, non c'è spazio però per infilarsi, quindi rimane ancora davanti Mihailo Mladenovic, pilota che difende i colori della bandiera serba con nazionale proprio di Stefan Stojkov, nonostante due team differenti per loro nella griglia della Coppa Clio Italia. Entriamo quasi nell'ultimo quarto d'ora con Ricciarini che, dopo aver lasciato un po' sfuriare in ripartenza la coppia di testa, cerca di riavvicinarsi con il miglior primo settore assoluto, guadagna lì 3 decimi nei confronti del leader Alex Lancellotti. Tra poco invece arriveremo al parziale del settore centrale, quello di durata intermezza, perché poi l'ultimo settore dovrebbe essere quello più lungo e quindi attenderemo ovviamente anche il transito sul rettilineo principale. Attenzione perché Mladenovic si fa vicino al vettura di Alex Lancellotti, addirittura dall'esterno qui. Prova ad avere la meglio sul pilota di Rangoni Corse, che però risponde allungando la traiettoria al correntaio. E vicino anche Cristian Ricciarini, paga invece qualcosa Francesco Pagano, almeno in questo frangente di gara. Ottimo spunto in uscita dal correntaio per Mihailo Mladenovic, deve difendere l'interno qui Alex Lancellotti, va prima sui freni e lo vediamo dalle luci azionate nella parte posteriore della vettura. Lancellotti dall'interno proverà un incrocio di traiettorie qui Mihailo Mladenovic, che torna invece in scia in uscita da curva 15 sul rettilineo principale. Ha un buono spunto però Lancellotti sul rettilineo, prove anche di una possibile volata in vista del finale, con Ricciarini che per un attimo registra il giro più veloce, ma arriva di gran carriera la vettura di Francesco Pagano, che proprio nell'ultimo settore fa la differenza e alla fine porta a casa un 2.14.707 che gli permette di tornare in bagarre per il podio. Difende però la linea Cristian Ricciarini verso la staccata della San Donato e quindi sono in 4 in questo momento a giocarsi le 3 posizioni sul podio. Inseguono invece le 2 vetture di Rangoni Corse capitanate da Stefan Stojkov in quinta piazza davanti a Umberto Ciato. Poi abbiamo MC Motortecnica con Falco Primozic ancora per Lema Racing, infine Cutini e Negra in top 10. Queste le posizioni alla ripartenza quando siamo entrati negli ultimi 15 minuti, con Lancellotti che sta dando atto proprio a tutta la sua esperienza per cercare di difendere la posizione su Mladenovic. Qui invece procede lentamente Faluomi, che ha perso un po' di terreno rispetto al gruppo. Torniamo invece davanti con le immagini perché c'è Umberto Ciato che non è distante da Stojkov, ma devono in questo momento evitare di darsi troppo fastidio e per evitare anche di perdere il traino delle prime 4 posizioni che stanno entrando in bagarre, con Mladenovic che sta studiando anche le traiettorie di Alex Lancellotti. Si torna qui nell'ultimo settore con la Biondetti 1 e Biondetti 2 prima della Bucine. Vediamo se troverà nuovamente una traiettoria più interna Alex Lancellotti, questa volta è più verso la traiettoria ideale il pilota di Rangoni Corse, e infatti Mladenovic che lo segue per cercare di avere la meglio invece in fondo al rettilineo. Ha pagato qualcosa in questo giro Pagano, che quindi potrebbe subire il controattacco da parte di Cristian Ricciarini. Sfruttano tutta la scia
sia Mladenovic che appunto Cristian Ricciarini della vettura più vicina, poco più avanti. Qui invece dall'inquadratura aerea seguiamo le due vetture di Rangoni Corse, torniamo alla staccata della San Donato perché si difende Alex Lancellotti, che non ha ancora lasciato la leadership di questa gara dall'inizio e dalla partenza. Mladenovic però non ci sta ad alzare bandiera bianca per giocarsi la vittoria di questa gara 2, deve stare attento anche alla presenza di altri due pezzi da 90 come Francesco Pagano e Cristian Ricciarini. Arriva adesso a Materassi Borgo San Lorenzo, si andrà in picchiata per Casanova Savelli in quello che è il settore centrale e sono ancora vicini in meno di 8 decimi le prime 4 posizioni. Cerca di farsi vedere Ricciarini all'interno della Casanova, ma non c'è spazio per infilarsi. Prova a suo modo anche a mettere un po' di pressione Mihailo Mladenovic sulla vettura di Alex Lancellotti. Una piccola differenza in percorrenza e in interpretazione a livello di linea per quanto riguarda il pilota serbo, ma Lancellotti sembra una sfinge in questa fase di gara. Nessuna sbavatura commessa dal pilota di Rangoni Corse, vuole assolutamente cercare il riscatto dopo la beffa di gara 1 che lo ha portato, che gli ha tolto praticamente la vittoria, che è andata nelle mani di Cristian Ricciarini. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti, fase cruciale e fondamentale anche per capire quali saranno le condizioni degli pneumatici, nonostante una temperatura più bassa in questa domenica rispetto alla gara del sabato. Qui aggressivo sui cordoli Mladenovic, che perde leggermente il controllo della vettura ma rimane vicino a quella di Alex Lancellotti. Leggermente più stretto invece in percorrenza la Bucine, chiude la porta Lancellotti, arrivano quasi al contatto con Pagano che rimane spettatore di questa battaglia. È più vicino Mladenovic a Lancellotti di quanto Pagano invece non lo sia alla vettura di Mihailo Mladenovic. Un po' di onde in questa fase per Alex Lancellotti. Si conclude un altro giro con il giro miglior personale per Lancellotti e Mladenovic. Fa meglio però Pagano in 2:12:034. Si aprono nuovamente a ventaglio per la staccata della San Donato, offre l'esterno Alex Lancellotti e qui ne approfitta Francesco Pagano per infilarsi prima su Mihailo Mladenovic e poi ci prova anche su Alex Lancellotti, ma ancora una volta dall'esterno non riesce a completare la manovra di sorpasso. Riesce però a mettere il muso davanti alla vettura di Lema Racing e quindi conquista la seconda posizione. Non è finita perché verso la Materassi Borgo San Lorenzo è ancora una battaglia tra questi due che sono appaiati verso appunto curva 4 e 5, si va verso la 6 e la 7 con il sorpasso che è completato in questa fase per Francesco Pagano. Allunga leggermente Alex Lancellotti, c'è il tentativo di risposta per Mladenovic che sembra davvero competitivo nel tratto misto, una vettura settata davvero in maniera eccezionale. Non ha però forse lo spunto necessario in rettilineo per provare a rispondere ai tentativi di attacco dei piloti che lo circondano. Dietro anche Ricciarini, una fase un po' attendista il pilota di Faro Racing, cercando lo spiraglio il Pertugio per provare ad ottenere il podio e replicare comunque un risultato ottimo dopo la vittoria di gara 1, che lo porterebbe in vista del prossimo appuntamento di Magione con una buona situazione anche in classifica campionato. Ci sono però 50 punti per il vincitore, quindi tutte le possibilità aritmetiche da qui fino alla fine del campionato per tenere aperti i giochi fino alla tappa finale di Misano, una griglia che poi si riempirà anche e ovviamente nelle tappe di Vallelunga e Navarra, sul circuito spagnolo di Navarra, con la presenza del doppio campionato, del binomio della Coppa Clio Italia e della Clio Cup e Spagna. Passaggio sul rettilineo con Alex Lancellotti che chiude questo giro in 2:12:868, non si migliora e perde 2 decimi da Francesco Pagano, nonostante il sorpasso del pilota di Pagano Corse nei confronti di Mihailo Mladenovic, che infatti è il più lento del quartetto davanti. Si sveglia anche Cristian Ricciarini nell'ultimo giro, 2:14:423 è il pilota più veloce in pista
il portacolori di Faro Racing nell'ultimo passaggio. 7 minuti al termine, una manciata di secondi prima della bandiera scacchi finale di questo weekend, un weekend davvero divertente non solo in pista ma anche a livello di intrattenimento, con la preparazione e l'organizzazione da parte di PNK Motorsport per tutti i fan che sono accorsi qui al Mugello per dar vita al primo PNK Racing Weekend all'interno di quello che in realtà è il contesto dell'ACI Historic Racing Weekend del Mugello. Poi sarà la volta per il tracciato di Magione per il prossimo appuntamento il 17 di maggio, tra circa un mese. Attenzione, perché qui c'è un'escursione con un'uscita alla Savelli per la vettura di Umberto Ciato, pilota che partiva dalla prima fila, gara che prosegue non nella maniera ideale per il giovane pilota di Rangoni Corse, che quindi perde anche la possibilità di giocarsi la top 5 in questa seconda gara della propria carriera. Vedremo se adesso ci sarà una nuova interruzione, perché la vettura era lì ferma in ghiaia fuori dalla Savelli, mentre le vetture più avanti proseguono, sono già in zona correntaio, e infatti viene confermato l'ingresso della safety car a poco più di 5 minuti dal termine. Vedremo se ci sarà ancora modo di seguire l'azione in pista per un finale thrilling tra questi piloti che si stanno giocando la vittoria e il podio di gara 2 per la Coppa Clio Italia. Adesso è un momento di respirare anche per Alex Lancellotti, che è stato bravissimo a restituire al mittente ogni tentativo di attacco e di Mihailo Mladenovic in primis, e poi una volta subito il sorpasso il pilota serbo anche dalla vettura di Francesco Pagano. Qui siamo con i primi 4, mentre seguiamo con attenzione dietro c'è stato un contatto forse tra le due vetture di Rangoni Corse, proprio così, tra Stefan Stoikov e Umberto Ciato, che stava cercando di guadagnare la posizione all'interno della Savelli. È stato toccato dalla vettura di Stefan Stoikov, che stava cercando di difendersi proprio dal tentativo di attacco di Umberto Ciato, e questo, insomma, in questo contatto ha avuto la peggio proprio il pilota italiano. Quindi safety car che si prepara ad accogliere nuovamente Alex Lancellotti. Continuiamo a monitorare anche il cronometro, perché siamo a 4 minuti e 37 dalla conclusione, dallo scadere del tempo regolamentare per quanto riguarda questa Coppa Clio Italia, con adesso l'intervento di nuovo da parte di Marshall per recuperare anche la vettura di Ciato. Eccola qui, scatta dalle immagini aeree, ferma in ghiaia. Ultimi 4 minuti e poco più che mancano prima di archiviare questo primo weekend e poi andare in direzione Magione, altra pista storica con caratteristiche diverse rispetto al Mugello. Vedremo come si comporteranno anche queste Clio di quinta generazione su un tracciato molto tortuoso come quello di Magione, autodromo Mario Umberto Borzacchini dell'Umbria. Qui invece Cristian Ricciarini, che non ha ancora avuto uno shot necessario per provare a conquistare il podio anche in questa seconda manche. C'è da tenere d'occhio ovviamente anche la situazione pneumatici. Giro veloce che in questo momento appartiene a Francesco Pagano in 2:12 e 0:34, sicuramente tra i piloti più attivi di questa seconda manche, in rimonta. Ed eccoci con il recupero per la vettura di Umberto Ciano. Non è distante dalla zona contrassegnata con il guardrail e la parte arancione che segna appunto l'ingresso da parte dei Marshall per recuperare le vetture rimaste ferme fuori dalla pista. Eccola qui che viene trainata proprio la vettura numero 4 di Umberto Ciato. Proseguono invece davanti Lancellotti, Pagano, Mladenovic momentaneamente sul podio. Ricciarini che ha lasciato un po' di spazio per far respirare anche un po' i freni. Intanto sotto investigazione chiaramente il contatto in curva 7 tra i due piloti
di Rangoni Corse. Una buona notizia perché la safety car ha spento le luci e si ripartirà con un giro a disposizione per i piloti della Coppa Clio Italia, ultimo giro al Cardiopalma per giocarsi la vittoria di questa gara 2. Alex Lancellotti non ha mai lasciato il primato, la leadership di questa seconda manche, ma Francesco Pagano e Mihailo Mladenovic sono piloti che vogliono assolutamente prendersi il comando, la testa della corsa in questi ultimi 5,2 km da percorrere. Lo stesso Cristian Ricciardini non vuole essere da meno l'opportunità anche per Stefan Stoichkov, nonostante il contatto sotto investigazione, adesso di riprendere proprio il gruppo di testa che era scappato via nella parte centrale della gara. E come è successo in precedenza, qui Alex Lancellotti aspetta proprio l'ultimo istante per cercare di cogliere in flagrante qui Francesco Pagano con la vettura del Pagano Corse, la numero 18, che adesso cerca di riportarsi sotto la vettura di Lancellotti. Invece Mladenovic, dalla traiettoria ideale, in realtà prova ad entrare più rapidamente alla curva San Donato, incrocio di traiettoria, attenzione qui a possibili contatti proprio nell'ultimo giro di gara. Ancora Lancellotti davanti a Pagano, intanto è riuscito a passare indenne quello che è uno dei punti più pericolosi. Invece Pagano commette un errore, un lungo in uscita dalla Luco Poggiosecco, e quindi si fa vedere qui Mladenovic. Attenzione perché c'è anche Ricciarini in zona podio per approfittarne di queste schermaglie tra Mihailo Mladenovic, che inizia ad infastidire anche con i fari la vettura di Francesco Pagano. Risponde Mladenovic al primo tentativo di attacco di questa gara per Cristian Ricciarini, sta spingendo tantissimo invece Lancellotti, che arriva al limite della pista in uscita dalla Savelli, poi verso la zona dell'arrabbiata 1 e arrabbiata 2, curva cieca in salita verso destra che porta al punto più alto del circuito del Mugello. Scarperia Palaggio per affrontare una delle ultime varianti del tracciato toscano, leggermente lungo di linea qui Francesco Pagano, c'è un piccolo cuscinetto di sicurezza per Alex Lancellotti, invece finisce lungo Mladenovic, ne approfitta Cristian Ricciarini per riportare un podio completamente dai colori italiani nelle prime 3 posizioni. Attenzione anche a Stefan Stoichkov che può approfittarne in questo ultimo settore. Pagano, che a questo punto si è invece riportato vicino a Lancellotti per affrontare l'ultima curva, la Bucine, con Cristian Ricciarini che dovrà subire la scia da parte di Mladenovic e di Stefan Stoichkov. Attenzione a questo arrivo, l'ultimo giro con Alex Lancellotti che prova a fare una gara di fatto perfetta dall'inizio alla fine, nonostante i tentativi di attacco dei propri avversari. Questa volta nessuno può mettersi fra lui e la vittoria in gara 2. Alex Lancellotti vince per Rangoni Corse davanti a Francesco Pagano, autore di una gara straordinaria, e poi Cristian Ricciarini ne approfitta nell'ultimo giro come un falco, che in realtà è in sesta posizione, ma la vista per quanto riguarda Ricciarini sul podio, conquistato sia in gara 1 che poi in gara 2. A chiudere la top 5 troviamo Mladenovic e Stoichkov, le due note internazionali di questa griglia. Falco appunto per MC Motortecnica in sesta piazza, Primozic che chiude in settima posizione davanti a Sandro Cutini, Pietro Negra e Andrea Fumi in decima posizione a chiudere la top 10. Infine Federico Zanotti, Daniele Pasquali e Alfredo Faluomi vanno a chiudere l'ordine di arrivo di questa seconda manche. Abbiamo chiuso davvero col botto, con un arrivo fantastico anche per la Coppa Clio Italia. 2 ritirati da segnalare per questa gara 2, con Umberto Ciato che partiva dalla prima fila ma avrà modo di rifarsi nel corso del calendario, e poi doppio ritiro per Rangoni Corse perché è fuori gioco anche Bordacchini con la vettura numero 65, il primo ritirato di questa gara 2. Tra poco le ultime parole dei protagonisti, con il podio composto da Alex Lancellotti, Francesco Pagano e Cristian Ricciarini. Davvero una gran prova per Pagano, che ha chiuso gara 1 in Francesco Pagano che ha chiuso gara 1 in quinta posizione, quindi un netto miglioramento per questa seconda manche. Eccolo qui, portacolori di Pagano Corse, che arriva e riceve i complimenti da parte del team e dei propri cari. Scende dalla macchina con l'abbraccio
Tra poco invece dovrebbe arrivare anche Cristian Ricciarini con la vettura di Lancellotti, numero 13 di Rangoni Corse, che festeggia così. Manca solamente Cristian Ricciarini con la possibilità di agguantare il podio proprio nel finale, nell'ultimo giro di gara, grazie all'errore di Mihailo Mladenovic, messo sotto pressione il pilota serbo, e quindi va a conquistare un altro podio, la possibilità di salire sul podio qui al Mugello. Dunque questo l'ordine di arrivo per la Coppa Clio Italia. Vediamo che i piloti possano completare la fase di preparazione verso il podio. Vedo Eleonora pronta e quindi vado a collegarmi con la nostra inviata ai box per ascoltare le parole dei protagonisti. Sì, siamo qui con il secondo classificato di questa gara, ovvero Pagano Francesco. Come ti senti? Descrivi questa gara, com'è andata? Adesso sto molto meglio, è andata bene rispetto alla prima gara, però vediamo di migliorare per le prossime gare. Chi ringrazi per questo traguardo? Tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto, eccola qua, sono sempre con me. Grazie mille, andiamo subito dal primo classificato di questa gara, ovvero Lancellotti Alex. Alex, ciao, com'è andata? È stata una gara molto dura, non pensavo, però per fortuna è andata bene. E ieri purtroppo alla prima posizione ce l'hanno tolta per un sorpasso un po' azzardato, quindi ci ha dato un po' la penalità, quindi non vedevamo l'ora di rifarci oggi. Come hai percepito la pista oggi? Era molto scivolosa, non pensavo, perché comunque con tutte le vetture che hanno girato pensavo fosse molto più gommata, che attaccasse molto di più, e per fortuna, invece no, era abbastanza scivolosa. Infatti mi stavo adesso confrontando con Ricciarini, anche lui mi ha detto la stessa sensazione. Perfetto, lo ringraziamo. E adesso andiamo dal terzo classificato di questo podio, ovvero Cristian Ricciarini. Come è andata? Descrivi brevemente questa gara. Avevo la macchina che nel rettilineo andava poco, sicuramente un discorso di geometrie, però dopo gli ultimi giri si era assestata e andava molto bene, aveva migliorato sia nel rettilineo specialmente nel guidato, quindi ora ci mettiamo a posto per Magione e vediamo di giocarsela. Ti aspettavi questo terzo posto? Ma sinceramente sì, dai, sì, devo dire di sì, il terzo posto era l'obiettivo minimo, il podio, visto che poi abbiamo deciso proprio all'ultimo minuto di correre, quindi non abbiamo fatto test, niente, quindi sono contento così, la macchina è ottima, il team è uguale, quindi... Grazie. Volevo ringraziare tutti, PNK Motorsport, gli sponsor, tutti i team presenti durante questo weekend di gare, e a voi la linea. Grazie anche a te Eleonora, ovviamente per il prezioso contributo di questo fine settimana. Rivediamo a noi gli highlights di questa ultima gara del weekend con la Coppa Clio Italia, gara 2, 25 minuti che hanno dato davvero lo spettacolo in chiusura di questo weekend. Poco grip in pista, ma i piloti hanno saputo gestire al meglio tutti gli imprevisti. Il ritiro purtroppo per il duo Rangoni Corse con Bordacchini e Ciato fuori gioco. Questa è la vettura di Bordacchini, il primo a uscire fuori pista in questa gara 2. Primo intervento della safety car, poi la ripartenza gestita in maniera magistrale da parte di Alex Lancellotti, ha rispedito al mittente ogni tentativo di attacco da parte prima di Mihailo Mladenovic e poi anche di Francesco Pagano. Un gruppo compattissimo fino alla fine, con i tentativi di attacco dell'alfiere di Lema Racing nella zona del settore centrale, dove però è impossibile cercare uno spiraglio per il sorpasso. Questo è il sorpasso decisivo su Mladenovic da parte di Francesco Pagano, che conquista così il primo podio in questa stagione, e poi ha avuto la meglio anche Cristian Ricciarini, mentre qui l'ultimo contatto che ha portato al ritiro Umberto Ciato, un contatto tutto in famiglia, perché col compagno di squadra Stefan Stoikov, l'ultima safety car prima della ripartenza finale. Ancora una volta
gestita alla perfezione da Alex Lancellotti, che ha messo a frutto tutta la sua esperienza raccolta nel corso di queste stagioni. Il lungo da parte di Mladenovic a consegnare nel finale il podio con questo arrivo in volata, i festeggiamenti per Rangoni Corse, che torna sul gradino più alto del podio dopo che gli era stato tolto in gara 1 per una penalità che aveva fatto che aveva promosso sul gradino più alto invece Cristian Ricciarini. La Clio Cup Italia si sposta 7 maggio, dove proseguiremo e andremo per il prossimo Racing Weekend di PNK. Ancora tanta azione e tanta varietà anche sul circuito Mario Umberto Borzacchini, con queste immagini splendide della cornice del Mugello che ha aperto questa stagione. Vado a ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito qui in diretta su YouTube e sul canale Facebook di PNK Motorsport. Rimanete sintonizzati su tutti i canali social, sul sito di PNK. Vado a ringraziare la regia del team di Full Time, vado a ringraziare ancora una volta Eleonora per le interviste. Ringrazio ovviamente tutti gli sponsor e anche i partner che hanno movimentato questo fine settimana dal Mugello. Io ovviamente vi do appuntamento a Magione tra circa un mese per continuare con lo spettacolo di PNK Motorsport e dei tantissimi campionati in azione e in programma con le serie di PNK. Grazie per averci seguito e un buon continuo con ovviamente le serie di PNK Motorsport.